Agrigento, capitale della cultura 2025, si chiude un percorso che è stato lungo, difficile, ma è stato anche entusiasmante per i progetti che abbiamo portato avanti, per tutto quello che si è realizzato anche di contorno ai nostri progetti, più di 1000 eventi. E poi soprattutto per questo volere porre l'accento sulla cultura, che è una cultura che esalta il passato ma che è proiettata verso il futuro, con delle riflessioni che passano per i 4 elementi di Empedocle, aria, acqua, terra e fuoco, su quelli che sono le tematiche più attuali: la migrazione, la pace, la sostenibilità ambientale, le comunità, la trasformazione sociale. Quindi un importante messaggio che noi abbiamo lanciato da questa città e che andrà sicuramente a valorizzare tutto quello che è stato fatto, anche perché alcuni progetti, ben 22, continueranno anche nel 2026, cioè sono progetti come per esempio il premio letterario Mandrarossa, che sarà proseguito anche nell'anno successivo, in quest'anno, e che porterà sempre come indicazione il simbolo di Agrigento capitale, perché è partito da qua. Oppure, che ne so, il progetto che riguarda la Via dei Gessi, oppure il progetto che riguarda Casa Diodoros, il progetto che riguarda anche l'aspetto delle vie dei sapori, che poi tra l'altro sono stati valorizzati anche dal Presidente nell'ultimo discorso, per dire anche l'aspetto del cibo è un aspetto culturale molto importante che è stato da noi anche trattato. Quindi lasciamo il testimone all'Aquila, augurando appunto ogni successo anche a Capitale della Cultura 2026, ma contemporaneamente lasciamo un messaggio che questa Capitale della Cultura Agrigento non finisce certo nel 25, ma prosegua e renda sempre Agrigento capitale al centro sia della scena culturale nazionale che internazionale. La cultura non è solo dentro le mura, ma abbraccia territori più ampi, compresa la città di Rieti. Mi aspetto un rinnovato spirito di orgoglio cittadino che recuperi attraverso l'identità e la memoria, la forza e la fiducia nei confronti del futuro, perché io credo che queste iniziative e quello che facciamo ogni giorno debba avere un unico obiettivo, quello di costruire per i nostri giovani una terra più accogliente e che dia maggiori opportunità. Una rinascita per l'Aquila. L'Aquila è già rinata, la accompagniamo. Culturalmente dico. Culturalmente anche, l'Aquila è sempre stata viva, anche culturalmente, però questa è una cosa in più sicuramente. Un valore aggiunto. Un valore aggiunto importantissimo. Era uno degli obiettivi che ci si prefissava con la candidatura ad Agrigento Capitale della Cultura, cioè quella che attraverso un processo di costruzione e di realizzazione dei progetti si potessero realizzare delle iniziative che dessero corpo per gli anni a venire a tutto quello che è stato sperimentato e proposto nell'anno di Capitale della Cultura. L'avere avuto la possibilità di continuare con la metà dei progetti che sono stati presentati penso che sia un traguardo interessante, e la cifra è anche relativa al fatto che i progetti hanno una loro autonomia funzionale, quindi continueranno ad esserci in una maniera autosostenuta, senza possibilità che possano in qualche modo essere abbandonati, perché sono degli investimenti che molti, anche imprenditori, non solo artisti o intellettuali del territorio, hanno fatto per sé, per il futuro e per cercare una via di sviluppo che si metta in fila rispetto a quello che è stato Agrigento, con il suo passato, con il suo presente e speriamo anche con il suo futuro.